Buongiorno, siamo all'interno della sagrestia della chiesa di Sant'Anastasia, conosciuta come chiesa di Sant'Anastasia, ma in realtà chiesa di San Pietro Martire, e stiamo per assistere all'incontro di Romeo con frate Lorenzo. Il giorno è quello previsto da Shakespeare, secondo la cronologia che si è immaginato, nella quale si è immaginato a ministro dei fatti. Casa Shakespeare lieta di darvi il benvenuto alla terza scena della terza edizione del Giulietta Romeo Primario. Ladies and gentlemen, welcome. This is a performer who is in live streaming at the same time. It's the moment where Romeo arrived after the balcony scene to Friar Lawrence, asking him to marry Romeo with Juliet. Now, happy to have you here. Il mattino, dagli occhi grigi, sorride alla notte accigliata, variegando con strisce di luce le nubi orientali, e l'oscurità così chiazzata barcolla, ma tornerà, tornerà, come un ubriaco, allontanandosi dal sentiero del giorno. Prima che il sole mostri il suo occhio incandescente, che rallegra il giorno e asciuga l'umida rugiada della notte, devo riempire questo cesto di vimini con erbe velenose e fiori dai succhi preziosi. La terra è madre della natura, ma è anche sua tomba, e ciò che in lei è fossa è anche utero, e figli innumerevoli usciti dal suo utero li vediamo succhiare naturalmente al suo petto. Molti si distinguono per essere ricchi di molte proprietà, nessuno che ne sia privo, eppure tutti diversissimi. Grande è la virtù attiva che risiede nelle erbe, nelle piante, nelle pietre e nelle loro vere essenze. Non vi è niente di così vile che vive sulla terra che non restituisca alla terra qualcosa di buono, né alcuna cosa così buona che usata malamente non si ribelli contro la sua stessa natura e diventi cattiva. Non c'è niente, proprio niente, che vive sulla terra che non restituisca alla terra qualcosa di buono. Del resto, la virtù stessa
diventa vizio se male applicata, e il vizio a volte può essere emendato con una buona azione. Sì. Dentro la tenera pelle di questo fragile fiore c'è insieme un potere curativo e un potente veleno. Perché se inalato col suo profumo conforta tutto il corpo, se ingerito blocca assieme al cuore tutti i sensi. E ho detto tutti. Due poteri stanno accampati nelle erbe, ma anche nell'uomo. La grazia, la malvagità. E dove prevale il peggiore, ben presto il cancro della morte divora tutto. Padre! Benedici! Quale lingua mattiniera mi saluta così dolce, figliolo? Sintomo di una mente disturbata dare l'addio così presto al tuo letto. Questa tua levataccia mi garantisce che ti sei alzato sicuramente per qualche disturbo mentale. Oppure, se non è così, ecco la diagnosi. Stanotte Romeo a letto non c'è proprio andato. L'ultima è quella giusta, ma... Dio ti perdoni, dove sei andato? Sono andato a casa del mio nemico, a un banchetto, dove ho ferito chi mi ha ferito. Ecco, il rimedio per tutte e due sta nel vostro aiuto e nella vostra santa cura. Figliolo benedetto, sii chiaro e semplice in quello che vuoi dire. Se tu ti confessi con gli indovinelli, io cosa faccio? Ti assolvo con un rebus. Allora, ecco, sappiate semplicemente che il caro amore del mio cuore, la bella figlia del ricco Capuleti, beh, come lei è il mio amore, io sono il suo e tutto è combinato, tranne quello che dovete combinare voi col sacramento del matrimonio. Beh, come, dove e quando ci siamo conosciuti, incontrati, vi dirò strada facendo, ma una cosa, ve la devo chiedere, una sola cosa, che voi acconsentiate a sposarci oggi. San Francesco benedetto! Che cambiamento è questo? Rosalina, che tu amavi così tanto, l'hai già dimenticata? Allora è proprio vero, l'amore dei giovani non risiede nel cuore ma negli occhi. Gesù Maria. E quel mare di lacrime che ha bagnato le tue guance, emaciate per Rosalina, e i singolti e i singhiozzi, sei cambiato. Sai cosa sei tu? Tu sei una banderuola al vento. Ecco quello che sei tu. No, non ti aiuterò. Però questa vostra unione potrebbe
rivelarsi così felice da trasformare l'antico rancore tra le vostre due famiglie in puro amore. Sì, ti assisterò. Andiamo. Oh, via, 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 subito, subito. Piano, piano, prudenza. Corre verso il matrimonio, inciampa nel monte di Venere. Piano. E così faccio Lorenzo. Sempre al matrimonio di Giulietta, che si svolgerà sempre qui alla chiesa di San Pietro Martire in Santa Anastasia alle ore 16 di oggi. Sappiamo tutti che però nel frattempo fuori gli anni rivolgono e Mercuzio e Tebaldo si incontrano in una sfida mortale che segnerà i destini di questa coppia nata sotto cattiva stella. Gli appuntamenti di oggi sono quindi alle 16 qui alla chiesa di Santa Anastasia, altare maggiore per il matrimonio, e alle 16:30 invece ai giardini di Piazza Indipendenza per il duello tra Mercuzio e Tebaldo e poi tra Tebaldo e Romano. Grazie e buona continuazione con il Rinaldo, grazie.